Nella nostra idea c'era la visione di un brand unico che raggruppasse tutte le singole spiagge del Veneto, con la quale proporci su mercati di prossimità ma soprattutto un po' più lontani, in maniera da poter veicolare le varie eccellenze e le varie opportunità che le spiagge del Veneto offrono. Oggi è un giorno importante perché a soli 2 anni dall'inizio di questa idea, di questa visione, abbiamo sostanzialmente unito tutta quanta la costa, per cui oggi Venice Sand rappresenta tutte le spiagge del Veneto, in un progetto che, come ha ribadito, è unico in Italia da questo punto di vista. Oggi tutti gli interlocutori, gli operatori del territorio hanno dimostrato di volere e di saper fare anche un salto culturale importante, cosa che fino a qualche anno fa era assolutamente fuori discussione, e quindi a noi, politica regionale, col collega Caner eccetera, saper mettere ovviamente a disposizione progetti ma anche risorse per far squadra, proprio per andare avanti. Su questo tema ovviamente anche gli amici sindaci del litorale devono fare la loro parte, soprattutto con la tassa di soggiorno, perché è un effetto leva che entra nelle casse comunali, ma sarebbe ed è ben investita quando viene usata per i nostri operatori, perché hanno dimostrato di saperci fare. Questa è una regione e una costa che non può competere a livello di prezzo purtroppo con tante realtà internazionali che costano meno di noi. Allora noi dobbiamo puntare sui servizi. Puntare sui servizi significa avere maggiore qualità di ciò che offriamo, diversificazione. Per fare questo però dobbiamo metterci tutti insieme, portare avanti un progetto di questo tipo, che è ciò che Venice Sand sta facendo, non solo per mettere un po' portare avanti le buone pratiche aiutando anche i vari consorzi della costa, ma anche fare una promozione internazionale integrata. In sostanza noi riusciamo a raggiungere un po' tutto quello che è, tutte quelle che sono le fiere internazionali, e fare una promozione della costa integrata spingendo su un grande nome che è Venezia e che è conosciuto in tutto il mondo, quindi questo è il quid, è il valore aggiunto che questo territorio può avere. Secondo me Venice Sands può puntare non soltanto alla costa veneta ma all'agganciamento anche con la costa friulana, e insieme potremo essere ancora più forti, penetrare ancora meglio i mercati internazionali, risparmiare ancora di più, ma soprattutto dare un'immagine integrata della parte alta dell'Adriatico italiano, quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia insieme, con tutte le nostre specialità anche enogastronomiche dell'entroterra, e fare veramente un ragionamento non solo di costa che permette di promuovere entrambe le regioni.